Che calcio che fa? Ecco, si rinnova l'appuntamento settimanale su Lombardia TV, ore 21 ogni venerdì, in replica al sabato alle ore 18. Che calcio che fa? Riassume anche un po' alla fine della settimana delle notizie che sono in qualche modo avvenute, di situazioni di calcio, di partite, cose anche collaterali, e vengono riportate alla fine appunto della settimana con degli ospiti ovviamente che si alternano, e sono ospiti che sono legati al mondo del calcio, o se non sono legati al mondo del calcio lo attraversano, lo lambiscono in una maniera molto ma molto interessante. È stata la settimana delle sorprese, delle finaliste di Champions, con l'Ajax che ha perso con il Tottenham e il grande Barcellona che è stato completamente ribaltato e spazzato via dal Liverpool, quindi una finale tutta inglese, mentre invece in campionato abbiamo il prossimo turno, che è il terzultimo del campionato di calcio, che rivedrà soprattutto nella zona alta, a ridosso delle prime due posizioni, la zona Champions, una corsa molto ma molto pericolosa. Però si è già visto per alcuni contendenti, ma si è già visto per esempio settimana scorsa, come avevamo detto nella puntata precedente, che alcune squadre avrebbero avuto già dei grossi problemi, che era diciamo un turno verità. Questi argomenti li riporteremo, li dipaneremo lungo questa nostra ora. Nella prima mezz'ora parliamo di vari argomenti, nella seconda parte parleremo di campionato più specifico con le partite, e lo facciamo ovviamente con due amici. Un amico di Lombardia TV che è già passato in questi studi qualche anno fa, ed ho il piacere di avere il presidente onorario della AIAC, Associazione Italiana Allenatori, Giancarlo Volpi. Buonasera a tutti, e in particolare ai tuoi numerosissimi telespettatori che seguono sempre più frequentemente questa bellissima trasmissione. Ciao Fulvio. Benissimo, grazie, molto volentieri il tuo passaggio qui a Lombardia di Che calcio che fa, mentre invece dall'altra parte è un amico di recente, anche se l'ho seguito dal suo punto di vista professionale negli ultimi anni con un'escalation bellissima, un po' perché io tratto comunicazione grafica, mi piace l'arte e secondo me siamo di fronte a un grande artista. Ho il piacere di avere un vignettista, perché sembra quasi un po' un termine quasi un po' che sminuisce, in realtà è un grande artista, Michelangelo Manente. Ciao a tutti, buonasera, grazie dell'invito Fulvio. Sono contentissimo di essere qui con voi a parlare di calcio, a magari svignettare qualcosa così che magari vedremo durante la puntata. Ecco, no, anche perché poi bisogna pensare a una cosa, che indubbiamente sul suo tavolo, no, che se potete dopo inquadrare, anche inquadrando Michelangelo pienamente, poi vedremo invece le zoomate più approfondite, ci sono i ferri del mestiere, che sono dei ferri telematici con un tablet che si può in qualche modo attivare con una penna ottica, no? Cos'è una penna? Sì, dedicata digitale, scusami, e poi invece dall'altra parte c'è il piano proprio tradizionale che è legato alla matita e alla gomma, e poi il ripasso con la china e con tutti i pennarelli. Più romantici c'è anche la versione analogica, che è quella più romantica, con la carta, la gomma, pennini, pennarelli e i ferri del mestiere. In realtà è plastica colorata, che sono dei ferri molto piacevoli, tra virgolette. Ecco, chiaramente Michelangelo Manente l'abbiamo visto in tantissime testate online, anche in altre tv, e quindi compare con queste sue caricature che diventano, chiaramente accompagnano tutto l'anno calcistico a seconda delle varie situazioni. Io devo dire la verità, grazie al suo permesso sono riuscito a recuperare alcune di queste, che rappresenteranno le mie solite slide che introducono i vari argomenti, e quindi io ti ringrazio già da adesso. Figurati, ci mancherebbe. Però noi inizialmente dobbiamo parlare anche un po' di calcio giocato, di allenatori, di personaggi che fanno il lavoro proprio sul campo, e chi meglio chiaramente Giancarlo Volpi, che è il presidente onorario dopo 30 anni ovviamente di grande attività invece sul campo e all'interno della stessa associazione, ha avuto modo appunto di trascorrere. E quindi qua viene in mente la prima slide che dobbiamo per forza portare. Qua vediamo due situazioni, ma poi me ne mandate tantissime altre. Qua vediamo la premiazione al premio Torrazzo, che è restituito a Cremona, che in questo momento qua è un po' silente, però è pronto a ripartire con Leonardo, e dall'altra parte invece uno dei tantissimi incontri eccellenti con diciamo chiamiamolo non il vate, ma comunque il guru del calcio moderno, e quindi stiamo parlando di Pep Guardiola. E quindi due grandissimi giocatori, due grandissimi personaggi del calcio. Ovviamente Guardiola è quello che ha segnato, vero Giancarlo, quest'ultima epoca.
Sì, l'ha segnata ed è stata un caposcuola per tutti quanti noi, ecco, obiettivamente per tutti quanti gli allenatori, dove chi più chi meno ha cercato di rubare, diciamo lui. E rubare in che senso? Così esagerando, cioè quello di rendere il calcio un attimino entusiasmante, passionale, cioè emozionale, ecco, soprattutto andare alla partita e quindi godersi anche delle varie situazioni che ti possono veramente far divertire, perché altrimenti ecco, un tiro in porta a malapena, e sembra che proprio si faccia di tutto per far passare il tempo in maniera così innocua e basta. Invece con lui si è visto del grande calcio e ha fatto capire che si può anche andare alla partita, prendere sì dei gol, l'importante però farne sempre uno in più dell'avversario e in questo modo deliziare, ecco, anche i palati anche più fini con tante situazioni, bellissime parate, bellissimi gol, pali, chi più ne mette, ecco. Ed è da quel punto di vista lì che secondo me è un po' il caposcuola di tutti quanti gli altri allenatori, che sono sempre stati comunque troppo vincolati a quello che era prettamente il risultato, e per quello sacrificavano anche il cosiddetto bel gioco. Ecco, lo consideri il caposcuola allo stesso livello di altri personaggi degli anni 70, penso a Rinus Michels, a Sacchi, comunque ad allenatori che hanno imposto in qualche modo una certa linea, anche se poi, per esempio, questo è un parere mio personale, Trapattoni per me rappresenta l'allenatore proprio a tutto tondo, nel senso come uomo di campo che sa vivere assieme alla squadra 24 ore su 24 e gioca, si allena con i giocatori. Secondo me quello è il vero allenatore. A qualsiasi età soprattutto, no? A un'età anche veneranda, fino a quando è riuscito ad allenare. Sì, concordo con te, concordo per quanto riguarda Trapattoni, ha una sua filosofia, mentre invece per quanto riguarda Guardiola lui aveva pescato da Cruyff, dall'allenatore che dicevi tu prima. Obiettivamente questi qui hanno segnato anche loro a loro volta un'epoca nel senso che hanno cercato di invertire la rotta e portare anche il bel gioco, rischiando, perché effettivamente hanno sempre anche rischiato la famosa coperta, no? Si attacca evidentemente al suo spazio evidentemente in difesa e via. Come successivamente Sacchi per quanto riguarda il calcio italiano, anch'io lo confermo, però dopo Sacchi ha anche annoiato, non possiamo negarlo, non se ne poteva più per certi aspetti, però ha rotto uno schema nel senso che bisognava andare in campo, anche in particolare all'estero, anche giocandosi la partita, non erano evidentemente gli altri degli alieni e quindi ce la potevamo giocare con tutte e tutti e fare anche il risultato, come in effetti così ha fatto. E poi comunque il contornato, comunque tutte queste grandi squadre, sia quella di Sacchi che quella ovviamente il Barcellona di Guardiola, sempre contornati, prodotti del vivaio, gente campioni, grandissimi campioni affermati, quindi insomma alla fine c'è l'intelaiatura di base, c'è un concetto di base, ma dopo gli interpreti sul campo sono fondamentali. A questo punto ho lasciato nel frattempo, magari se la regia riesce ogni tanto a inquadrare quella mano destra che si muove sul foglio bianco, ecco, vedete come sta già, poi sono curioso di vedere chi sta riprendendo, ecco, abbiamo svelerò il soggetto della vignetta. Ok, Michelangelo che sta lavorando, ha passato prima i contorni della matita, adesso sta rinforzando le linee, sta emergendo il personaggio. Non ho coinvolto Michelangelo in questo argomento prettamente tecnico, però ovviamente con la prossima slide voglio tirare, perché lui poi compare in tante trasmissioni da altre parti e magari si sente meno la sua voce riguardo appunto al fenomeno calcio, invece a me interessa avere anche questa sua cognizione man mano che vengono, diciamo, esposte slide con gli argomenti. Quindi vediamo la slide numero 2 che in qualche modo, ecco, vediamo qua vediamo indubbiamente una sua vignetta, quindi risultatisti o giochisti. Klopp, questa punizione alla Messi vuol dire che era quella che praticamente è riuscito a eliminare l'altro giorno Klopp, una squadra che è capitanata dal più grande talento esistente al mondo, che è Lionel Messi, quindi con un passaggio di 4 gol contro 3 dell'andata. Adesso Giancarlo già un po' anticipato precedentemente il discorso dei giochisti, di chi, diciamo, tendenzialmente si sposta verso il gioco di squadra come filosofia proprio diretta, e un po' meno quelli che giocano in una forma, diciamo, un po' più stretta, stringente, riguardante appunto il risultato e meno lo spettacolo. Quindi intanto, visto che si è già un po' espresso riguardo a questo, voglio sentire appunto da Michelangelo qual è il suo pensiero, verso quale filosofia di gioco sei portato. Secondo me l'approccio è legato molto a come si intende il calcio. Chi
ha una spassionata voglia di, come dire, di tifo, diciamo così. Chi tifa tantissimo, chi va con la sciarpa in giro, penso che preferisca il risultato e vincere delle cose. Contrariamente, secondo me, chi fa un passettino indietro, magari dismette la maglia della propria squadra del cuore, probabilmente sceglie il gioco e sceglie di vedere uno spettacolo gradevole, che effettivamente, come dire, quello che abbiamo visto in questi giorni durante le semifinali di Champions. Sì. Secondo me, se ci fosse stata una squadra italiana al posto di una delle 4, probabilmente avremmo visto uno spettacolo un pochino diverso, non per denigrare il calcio italiano, ma credo sia una questione legata alla storia, alla tradizione e alla volontà di fare risultato, altrimenti l'allenatore, come dire, gli si tirano le orecchie e magari non è il massimo della vita. Uscire bene da una competizione europea o altre competizioni giocando bene, appunto, ma uscendo in Italia forse non siamo pronti a questo tipo di discorso, credo. Questo può essere anche vero, è un discorso, diciamo, di cultura dello sport. Sì. Devo dire la verità che alla fine dopo però i risultati contano, e come, perché con quello consentono, diciamo, di oltre di vincere delle manifestazioni, ma anche introitare, perché sta diventando un calcio veramente troppo sbilanciato dal punto di vista economico. E quindi a questo punto invece rivolgo la domanda sempre un po' inerente a questa fase storica, diciamo, del calcio. Mi interessa appunto dal punto di vista proprio tecnico, cosa pensa invece Giancarlo in questo momento storico in cui tutto sommato le due squadre, Barcellona dopo è andato via Guardiola, Messi sta tenendo in piedi questa squadra indubbiamente con anche grandi giocatori, però si è un po' risistemata, sta vincendo la Liga, il Real Madrid si deve rifondare, insomma ci troviamo forse probabilmente anche con una finale tutta inglese, l'Ajax è arrivata a un passo dalla finale. Mi sembra che sia un'annata spettacolare da un certo punto di vista, però al tempo stesso che c'è stata una sorta, diciamo, di sconvolgimento di leadership. È vero, oppure basterà poco a Real Madrid recuperare la leadership delle Champions e Barcellona leccarsi le ferite di una mancata finale? Cosa pensi? Penso che hai detto tutto per certi aspetti ed ho apprezzato in particolare la parola spettacolare. Ricordiamoci che comunque anche i cosiddetti giochisti, tra virgolette, do per scontato, sia ben chiaro, anche se non se ne parla, che prima di tutto bisogna saper vincere, bisogna vincere. Se tu non vinci non c'è niente da fare, ma guarda caso questi giochisti, tra virgolette, come li si vuol chiamare via da Real Madrid, ma in particolare ecco il Barcellona che più ne metta, hanno sempre dei tenori in cui si possono permettere degli assoli che fanno anche la differenza. Noi dobbiamo vedere anche quest'anno nella Liga il Barça ha già vinto 2 titoli quest'anno, e andiamo indietro 2 o 3 anni quando aveva preso quelle 5 scoppole dal Bayern, se vi ricordate bene, era terminato per l'ennesima volta un ciclo. Poi dopo, guarda caso, rinascono sempre, perché quello che è accaduto in settimana, martedì e mercoledì, è uno sport per il calcio, uno sport in generale per lo sport. Sì, scusa, non c'entra niente a questo punto né i risultatisti né i giochisti, perché è uno sport del calcio, cioè il calcio all'ultimo secondo ti regala una vittoria oppure ti permette di risbaltare un risultato che non si poteva pensare, minimamente immaginabile potesse essere ribaltato. Quindi questo è uno sport del calcio. Certo, e concordo, ed è per quello che gli stadi sono sempre così pieni per certi aspetti, e si vorrebbe, tanto per dire, che anche il calcio italiano fosse minimamente più equilibrato. Una volta si parlava delle famose 6 sorelle, poi sono diventate 5, poi sono diventate 4, adesso c'è una sola. Praticamente quando quest'anno eravamo all'inizio del campionato che hanno detto che Ronaldo andava dalla Juventus, la stragrande maggioranza ha detto chiuso, è già finito, si corre per la seconda piazza e via, allora, quindi non c'è equilibrio. In questo caso invece in Champions le cose sono un attimino un po' diverse, perché anche l'aspetto agonistico e anche emotivo tante volte va a supplire l'aspetto prettamente tecnico, come può essere, ecco, in primis quello del gioco del Barcellona. Ho capito. Sentiamo invece Michelangelo riguardo a questo. In realtà il fatto che si sia sbilanciato, almeno in Italia, tutto il peso della vittoria sulla Juventus e non c'è assolutamente più gioco, direi più divertimento su quel campionato, e anche il fatto, secondo me l'aggravante, il discorso di poter arrivare tra le prime 4, cioè tra la seconda posizione e la quarta. Tecnicamente non c'è più differenza, arrivare secondo, sì, sul podio, dietro chi vince, ma in realtà se arrivi quarto uguale, perché l'importante è arrivare in Champions per fatturare il necessario per l'anno successivo, fare la campagna acquisti, eccetera eccetera. Come dicevo prima, il calcio oramai è spettacolo, sì, ma è un discorso legato ad aziende, per cui
l'approccio è proprio un po' diverso, ecco, quindi è cambiato, è cambiato nel tempo. Infatti il discorso della cultura sportiva passa anche da situazioni differenti. Sentiamo un attimo, voleva aggiungere una cosa Giancarlo? No, per rafforzare quanto diceva l'amico Michelangelo, ieri il Tottenham, cioè l'altra sera, mercoledì, il Tottenham ha dedicato tutti quanti alla poesia, è stato incredibile, però dietro questa poesia c'è anche un budget astronomico. Il Tottenham non è una cosa arrivata lì come se nulla fosse, è la quarta squadra che ha un budget migliore in Europa, e rispetto all'Ajax c'era una differenza di quasi un rapporto di quasi 5-6-1. Cioè 800... è anche vero che l'Ajax fa della sua, diciamo, cantera, quindi non acquista, vende, adesso venderà molto bene, ricomincia il ciclo. Tra parentesi, io vedo che questa squadra gioca allo stesso modo di quando lo aveva De Boer precedentemente, quindi non è che ci siamo ritrovati, che adesso ha degli interpreti migliori, ma l'intellettualità, le giocate di prima, 2 tocchi praticamente ce l'hanno sempre. Non è che stavi dicendo, scusa? No, volevo aggiungere solo un piccolo dettaglio, che la nostra favola di Ranieri del Leicester in Inghilterra, che a livello di classifica all'epoca poteva essere paragonata all'attuale in Italia, credo Udinese, Fiorentina, voglio dire, senza offendere nessuno, squadra di metà classifica, fatturava una marea di soldi di più rispetto a squadre top in Italia. Quindi come dire, il discorso delle aziende di fare fatturato, introiti, acquistare, come si diceva giustamente il Tottenham, c'è meno romanticismo e più una cosa pragmatica legata ai numeri, diritti televisivi. Effettivamente aggiungo pure un'altra cosa, una mia sensazione, ma penso sia abbastanza condivisibile, che lo spettacolo offerto dalle squadre inglesi è un tantino più spettacolare, più divertente di quello delle italiane, che sono un po' predisposte a non prenderlo il gol piuttosto che a farlo. Sì, però vedi, anche qui sempre un po' io sono un po' critico, è vero, c'è uno spettacolo, c'è una cultura dello sport, del calcio in generale, che ci insegnano a tutto tondo, anche il discorso degli stadi, insomma tutto un approccio che cambia indubbiamente, però io vedo anche delle partite che finiscono 4-3 con degli errori marchiani che da noi probabilmente sarebbero un po' subito in qualche modo messi all'indice gli allenatori, quindi bisogna vedere. È chiaro che è un discorso di atteggiamento, no? Innanzitutto un ritmo molto alto rispetto al campionato italiano, noi siamo molto più utilitaristici, però comunque vedremo, speriamo che, insomma, di non darci troppo la zappa sui piedi, quindi sperare che, insomma, in futuro il calcio italiano riesca anche a crescere dal punto di vista economico, per poter anche recuperare determinati giocatori, profili, no? Perché questa è una cosa importante. Quindi prima invece Giancarlo ci stava raccontando delle 7 sorelle che sono diventate sempre meno, 4, 5, 3, 2, 1, e poi è rimasta una vedovella, perché la vedovella che è rimasta è la Juventus. Vediamo un attimo la vedovella, quindi è un'altra vignetta ovviamente di Michelangelo, eccola. La favola infinita, Juve, unico obiettivo raggiunto, questo quando hanno vinto il 35esimo scudetto, questo dobbiamo anche un po' sottolinearlo, perché ufficialmente sono 35, poi se i juventini se lo vogliono ricamare il 37esimo sono liberissimi sulle loro maglie, però magari insomma calcolano anche l'IVA loro, magari c'è l'IVA. Sì. È vero, l'IVA al 35 più IVA magari. Al 10%, 12%, ecco. Quindi altra bellissima vignetta, quindi la Juve, e quindi ti chiedo a Giancarlo, l'anno prossimo tenterà di nuovo questo aggancio, perché poi stiamo parlando di questo tsunami, finalisti inglesi, l'Ajax è venuto diciamo sotto, la Juventus che negli ultimi anni ha centrato 2 finali, è uscita in qualche quarto, in qualche semifinale, insomma diciamo la verità, è ormai nel gota del calcio mondiale tra le prime 4-5 squadre, no? Oppure non sei d'accordo? No, io confermo al 100%, i numeri sono lì, indipendentemente da che i colori possono piacere o non piacere, ma è così. La Juventus è nelle prime 4 a livello mondiale, non c'è niente da fare. Non solo, se non fosse prima parlavi di errori, perché non c'è squadra, quando si gioca bene, quando si gioca bene con 2 squadre, tutti e 2 giocano bene, ma soprattutto anche quando si gioca bene, se non c'è uno che sbaglia, sia a livello difensivo o a livello offensivo,
difensivo evidentemente sarebbe sempre 0-0, per cui ecco, diciamocelo pure, se non fosse stato per qualche errore Marchiano avrebbe anche portato a casa qualcosa di più consistente che non semplicemente delle piazzamenti, chiamiamolo così, ecco. Non ti sembra che è stata, perché cioè, tu per programmare la tua stagione prendi il calciatore più forte al mondo o il secondo calciatore più forte al mondo, hai comunque un organico molto importante con delle doppie scelte in alcuni ruoli, non in tutti però lo sappiamo, e poi arriva il momento, stradomini in Italia, arriva il momento nelle partite clou, ti manca una volta Chiellini, una volta Bonucci, Mandzukic che rientrano dagli infortuni e poi Cristiano Ronaldo, insomma alla fine il diavolo fa le pentole e non i coperchi. Ma anche qui succede a tutti quanti, cioè tutti quanti quelli che vogliono arrivare alla finale della Champions o vincere la Champions puntano sempre cosa mi succede, cosa succederà a marzo, perché si dà per scontato questi grandi squadroni, queste almeno 8 squadre a livello europeo, che le prime fasi le debbano superare, difficilmente qualcuno di loro ne esce, ma poi in quali condizioni ci presentiamo sia psicofisiche e sia... Sì, anche perché poi scusami ti interrompo, anche il Tottenham per esempio l'altro giorno gli mancava Kane per esempio, certo. Nel Liverpool mancavano Firmino e Salah che sono 2 giocatori di velocità lì davanti, ma no? allora qui si tocca il tasto della magia del calcio. Chi sostituisce Kane, addirittura questo che è una sua riserva, fa 3 gol che così se li sognerà per tutta la vita, 3 certo. gol nel momento topico, è impensabile, è incredibile. Penso anche ai difensori dell'Ajax sull'ultimo gol che sì. segnato. Dicevamo prima, no? Bisogna che qualcuno sbagli anche, certo. o la posizione in campo o il tocco di palla, come ha fatto ad esempio il Barcellona. La squadra italiana, dico tutte e due, nell'ultimo minuto cosa avrebbe fatto? Con la gestione del pallone lì in attacco, invece di andare sempre, questo è anche un discorso di cultura, è vero, è sbagliata, no? Sei d'accordo Michelangelo? Sì, no, penso che come insegnava Buon Trapattoni, coltello tra i denti, palla lunga e pedalare con le sciabolate di 70 metri per essere più lontani possibile. O tenere il pallone, appunto, tenere il pallone sì, in attacco, sì, difenderlo. Difenderlo con la bandierina del calcio d'angolo, sai, per evitare di fartela rubare, quindi per evitare il contropiede. Però bellissime scene. Quindi questo vabbè, questo noi lo sappiamo, quindi vediamo. Però anche questo, vedi, noi abbiamo perso un europeo con la Francia. Ricordiamoci cosa è accaduto con la Francia, abbiamo perso un europeo con la Francia, cioè tutte cose che succedono e quindi diamo per scontato, bene, questo episodio qua mi ha fatto perdere un qualcosa che ha dell'incredibile, non succederà mai più, non è vero. Non è vero, io vi ho citato l'europeo con la Francia, che per noi era chissà che cosa, non se vi ricordate, questa palla lunga, e da lì invece poi dopo è nato il gol loro, quindi è la magia del calcio, la magia del calcio ci regala queste imprevedibilità che lo rendono sempre e maggiormente piacevole ed unico al mondo, c'è niente da fare. Comunque c'è tutto legato agli episodi, quindi come giustamente ci ricordavi quel brutto episodio, della brutta partita degli europei con la Francia, purtroppo nulla è prevedibile, poi capita l'elemento sfortunato, il rimpallo, una cosa, e si cambia tutto, il destino. Bene, cambia tutto il destino, quindi voglio capire invece se l'anno prossimo questo destino della Juventus, ma di quella che era seconda attualmente del campionato di calcio, si compirà, e vediamo la terza slide, eccola qua, l'altra vignetta di Michelangelo Manente, il Napoli frena, la Juve vai Carletto, non devi mollare, questa è di qualche tempo fa, perché comunque indubbiamente il Napoli non si è mai avvicinato seriamente alla Juventus, forse nel primo mese e mezzo si pensava che in qualche modo potesse avvicinarsi e invece no. Giancarlo, l'anno prossimo rimane questo dualismo oppure si avvicina veramente con un avvicinamento del Napoli alla Juve, o c'è anche una terza incomoda? Ma secondo il mio punto di vista vi farò anche ridere, si avvicinano se la Juventus fa un passo indietro, se dovesse rinunciare evidentemente a degli obiettivi che ha ben stampato in testa, e uno degli obiettivi comunque il campionato non lo lascia lì. Passo indietro, però noi sappiamo che in difesa qualcosa deve essere fatto, qualche giocatore andrà via, Mandzukic è in fase un po' calante, qualche giocatore può crescere come Bernardeschi ulteriormente, Dybala bisogna dargli una collocazione, insomma c'è un cantiere aperto quello della Juventus, quindi potrebbe anche perdere qualcosa. Perdono o anche guadagnare, perché una Juventus si può permettere di andare sul mercato, evidentemente andare a prendere il meglio che il mercato può offrire, cioè, oppure perlomeno avvicinare il meglio che il mercato può offrire. Se invece ci va una squadra di seconda fascia, voi potete ben immaginare, non andrà mai a prendere dei difensori di un certo tipo, quindi è per quello che io ho estrema fiducia ancora che il prossimo anno, purtroppo, ahimè, io che continuo a considerare il nostro campionato che non è competitivo a quel punto qua, perché nessuno lo contrasta, la Juventus sarà
sarà ancora la squadra decisamente da battere, e il gap per poterlo avvicinare, poi quando sono lì a un passo per poterli avvicinare, vedi se anche il Napoli aveva un attaccante, Higuaín, che in quel momento là faceva sfracelli, guarda caso poi dopo non resistono a Dio denaro e quindi lo hanno venduto, e l'hanno venduto alla concorrenza. E quindi come fai? Questo è il problema, come si fa a pensare che ci può essere questo, se non che il calcio ci debba regalare ancora una magia dell'imprevedibilità che adesso come adesso invece non la vedo. Ecco, un allenatore come Ancelotti che magia può aver dato quest'anno? In qualche modo, parlo di magia, in realtà da un punto di vista diciamo professionale è riuscito a far quadrare i conti, diciamo, chiamiamola così, cercando di valorizzare una rosa che in qualche modo non era stata valorizzata da Sarri precedentemente, però adesso deve fare quel passo in avanti. Tu da allenatore cosa vedresti? Per esempio io ipotizzerei un cambiamento lì davanti, cioè in cercare di cambiare al di là del modulo che è già stato cambiato, ma anche dei giocatori. Soprattutto nei giocatori. Ad Ancelotti lo hanno anche contestato ultimamente, tra virgolette, dimenticando quello che era il Napoli in passato e ricordandosi invece quello che era il Napoli di Sarri per quanto riguarda per certi aspetti il bel gioco e via via, ma per fare il salto di qualità ci vogliono dei giocatori perlomeno sulla spina dorsale, un difensore, un centrocampista e un attaccante, in particolare un attaccante che sia un attaccante alla Higuaín, cioè un attaccante che senz'altro faccia la differenza. Insomma ci sarà l'apertura dei cordoni della borsa di De Laurentiis, perché altrimenti Ancelotti probabilmente. Sentiamo invece Michelangelo riguardo sia alla Juventus che deve cambiare qualcosa e non si sa se riuscirà a raggiungere lo stesso livello comunque di quest'anno con la seconda, il Napoli com'è, e poi se esiste una terza squadra, penso all'Inter, che possa inserirsi. Io faccio un piccolo mea culpa, l'ho fatto già ai miei amici juventini. Ho tirato un po' i piedi quest'anno la Juve in Champions, perché io tifo sempre le italiane ovunque contro le squadre straniere perché siamo italiani. Quest'anno ho fatto mia colpa, l'ho ammesso ai miei amici, ragazzi, quest'anno gufo la Juve, ve lo dico, perché magari un fallimento in Champions poteva portare a una mini rivoluzione l'anno successivo, almeno ci godiamo un campionato un po' più equilibrato, più avvincente. Questa è una bella affermazione a favore del campionato, un po' meno per il campionato degli Juventini. Sì, però, infatti gli amici miei mi hanno tolto anche l'amicizia su Facebook e ora ho perso 5 amici su Facebook, e per me è una tragedia, quindi mi sento più solo, diciamo. Però ho dovuto ammettere questa cosa, onestamente l'ho ammesso, e per una questione di gusto per l'anno prossimo, per divertimento, perché effettivamente magari uscendo dalla Champions l'allenatore magari fa un passo indietro, la società vuole cambiare, dopo 5 anni ci può stare, quindi un nuovo allenatore come Ancelotti, si è insediato, non poteva seguire o proseguire il progetto di Sarri, nonostante la squadra fosse rimasta più o meno quella, e si è visto il risultato. Ancelotti è santo subito, ha vinto di tutto ovunque, però prendere una macchina già collaudata e apportare le proprie idee, un tantino di rodaggio ci vuole. Quindi ripeto, magari l'uscita dalla Juve dalla Champions poteva portare un cambio di allenatore, poteva portare una rinfrescata nella rosa, cosa che più o meno per la difesa è inevitabile anche per qualche altro ruolo. Magari Cristiano Ronaldo avrebbe detto me ne vado, non so. Può anche capitare. Ho sperato pure in questo, ma non penso che abbia confermato la sua permanenza anche l'anno prossimo. Per quanto riguarda invece l'anno prossimo nel campionato italiano, credo l'inserimento di una squadra. Io credo l'Inter, onestamente. Pensavo pure quest'anno si potesse fare qualcosa di più, ma qualche piccolo problemino interno nello spogliatoio secondo me ha creato qualche. Ne parleremo dopo. Argomento sempre un mattone bello pesante. Quindi per l'anno prossimo ci potrebbe essere un inserimento, insomma queste due squadre potrebbero avvicinarsi indubbiamente alla Juventus, magari con un gap, magari vince ancora la Juve, però con un gap magari un po' più, giochiamocela un po' di più. È più divertente, perché poi il vantaggio di non tifare nessuna squadra, si può dire di tutto, quindi va bene qualsiasi cosa, anche l'Inter sì. Va bene, allora abbiamo parlato di Juventus, di Napoli, anche un po' di Inter, vediamo la prossima slide. Ecco, parliamo invece di Milan in qualche modo, no? Anche perché poi abbiamo un ospite che è particolarmente tifoso, non dico chi dei due lo è,
Scalata Milan, -6 dal Napoli. Carletto, sto arrivando. Questo è il momento, diciamo, di grandissima rincorsa, e purtroppo è rimasto un po' indietro perché adesso il Milan è sesto, mi sembra, quinto. Sì, no, è sesto, e quindi praticamente c'è questa sorta, diciamo, di avvicinamento nelle ultime 3 giornate, quindi saremo un po' a vedere. Però al di là di questo è una rosa un po' che è quella che è, perché è comunque un po' stortarella, un allenatore che sembra che abbia comunque dato un'ipotesi di gioco, poi è rientrato a seconda delle varie situazioni, e adesso sembra che la squadra stia un po' segnando il passo, perché da un punto di vista fisico nell'ultimo mese e mezzo ha veramente rallentato. Sentiamo un milanologo per eccellenza, che a questo punto lo svelo, Giancarlo Volpi. Ci ha regalato tante illusioni e tante anche amarezze, una delle quali più grandi è quella che ho provato da te. Milan, sto parlando del Milan. Okay. Tante illusioni da una parte, e quindi uno su tutte, quando c'è venuto Higuain, è evidente che ci si sperava ben altro. La piazza di arrivare nelle prime 4 si dava per scontato già a priori all'epoca, no? Perché effettivamente poi cosa ti capita? Ti capita che Higuain il primo girone dell'andata più brutto della sua carriera probabilmente l'ha fatto proprio a Milano, tanto per dire, no? Quindi vedete, uno degli imprevisti e tante delusioni, tra le quali la più grande che ho ricevuto ero proprio a vedere la partita ad Atene, l'ho seguita, quindi quando siamo stati buttati fuori dalla Coppa. Detto questo, non l'hai perduto allo stato attuale, però ecco, c'è da rimarcare che nonostante, ecco, anche quando si vinceva, ha vinto quelle 4-5 partite consecutive anche per un gol di scarto, il Milan proprio ha sempre proprio faticato, e a malapena gli si poteva dare in pagella un 5,5, non arrivava al 6 anche quando vinceva. Non solo, poi dopo, oltre che non vincere, oltre che non giocare bene, si è messo anche a perdere oltretutto e fare pochissimi punti, dilapidando un patrimonio che sembrava oramai lì alla portata di mano. Morale della favola, ora si gioca tutto in una situazione tra l'altro molto difficoltosa con la Fiorentina, perché si affronta una squadra in cui sono 4-5 partite che continua a perdere, e si sa che sono le ultime squadre che tu vorresti incontrare, perché prima o poi, per la legge dei grandi numeri, ma non solo, per la reazione dei giocatori stessi loro, ci sarà una reazione veemente. E il Milan si trova senza Paquetá, evidentemente, che ha beccato 3 giornate di squalifica, pensavo 2, invece oltretutto 3 giornate. Si trova senza Biglia, che ha avuto dei problemi, Cialanoglu che ha avuto dei problemi, e quindi hanno dovuto graziare delle sue marachelle, chiamiamole marachelle by Coco, per poterlo far rientrare e farlo giocare, perché non altrimenti... è che questo, che in questa situazione di emergenza un allenatore appunto come Gattuso, anche con la caratteristica sua da giocatore, riesca in qualche modo a inculcare un qualcosa, perché devo dire la verità che Gattuso mi ha molto impressionato favorevolmente per una questione proprio tecnica e tattica, proprio come allenatore, no? Ricordando il Gattuso muscolare ovviamente, quindi non può trasferire una situazione del genere ulteriormente, Giancarlo, il fatto stesso di essere stato un giocatore di quel tipo. Secondo me la chiave è quello che ha detto proprio che domenica, e poi ve lo dico ricordando prima una cosa, che per noi allenatori tutto quello che facciamo e diciamo nello spogliatoio poi dopo non si avvera nel campo, e quindi ha fatto di tutto e di più perché l'acqua dal mare andasse alla montagna, quindi di tutto, guardare i minimi particolari. E poi lui stesso domenica diceva: purtroppo abbiamo fatto delle giocate molto banali, i giocatori non si prendono delle responsabilità di poter verticalizzare più spesso e volentieri, e quindi questo povero diciamo così Piatek è sempre da solo soletto come un cane. Quindi vedete, non è che loro non abbiano provato, no, non solo, lei ha portato anche addirittura la squadra in ritiro per ben 5 giornate, però dal mio punto di vista quello che manca che cos'è, per esperienza come giocatore e come allenatore, che quando piove sul bagnato, se manca la serenità, e qui la serenità non c'è, manca la serenità, evidentemente gli obiettivi sono molto difficili da raggiungere. Allora, se per rasserenare l'ambiente vorrei che si inquadrasse Michelangelo, soprattutto il prodotto che nel frattempo è riuscito a comporre, lo vediamo, è finito o ancora no? No, finito, era, come dire, più che altro è una possibile previsione, ecco, la metto a favore di camera, di quello che potrebbe essere la doppia finale di coppe europee. La nostra regina d'Inghilterra che se la gode, perché potenzialmente possono arrivarci in finale 4 squadre inglesi. Oddio, la percentuale che si possa verificare questa cosa qua è abbastanza alta. Sì.
Quindi magari vedi la regina d'Inghilterra con le scarpette. God save the Queen, quindi insomma indubbiamente eccolo, qua l'abbiamo e quindi hai centrato perfettamente questo, anche se c'è dell'arancione, poi sappiamo che lei ha dei tailleur molto, molto particolari, rosa, fucsia. Quindi... Ce li ha tutti i colori. No, c'era un po' di olandese, da lontano ho detto c'è qualcosa di olandese, invece... Ho scelto un colore pastello a caso, di quelli che utilizza lei di solito. Invece non a caso ti domando invece riguardo al Milan, rapportato per esempio all'Inter, perché secondo me c'è una differenza di organico tra l'Inter e il Milan, lo dicevamo già all'inizio dell'anno. Mi ricorda quella del Milan, l'organico aveva l'Inter tipo con Mazzarri, quando aveva due giocatori che erano completamente differenti l'uno con l'altro, che possono essere un valore ma difficili da mettere insieme. Kovacic che aveva il pallone tra i piedi, Kuzmanovic che cercava di far girare la squadra, Guarin che prendeva e partiva, poi c'era Medel, Vilà, insomma, quindi alla fine il centrocampo, che è il punto di ragionamento, mi sembra che venga ben rappresentato da una scheggia impazzita come Kessie, da un buon giocatore di centrocampo che però ultimamente sta facendo male anche fuori dal campo come Bakayoko, Paquetá che è un giocatore che è prestato al centrocampo, insomma c'è un po' di casino, no? Detto proprio in termini proprio così. La mia sensazione è che il progetto dell'Inter sia partito 2 o 3 anni prima rispetto a quello del Milan. Ovviamente si trova questo vantaggio, ce l'ha e si vede, perché effettivamente hai fatto dei nomi che 3-4 anni fa li aveva l'Inter e se li piangeva l'Inter, voglio dire, a centrocampo personaggi abbastanza... Ti ha particolarmente rattristato questa... No, faceva anche ridere in realtà, cioè, era anche ridicola come cosa. È un percorso che va fatto e magari tra 2 o 3 anni il Milan avrà dei giocatori che magari prende prima in prestito, poi riesce a riscattare. Ricordiamoci quello che è successo alle due squadre di Milano negli ultimi, io continuo sempre a dirlo ragazzi, gli ultimi 6 anni, 7 anni sono stati 2 anni di uno tsunami completo per la città di Milano. Infatti vabbè, io tifo un po' per la città di Milano ovviamente, però tifo per le squadre che possono arrivare, che possono rappresentare bene l'Italia indubbiamente, però Milano un po' deve un po' ritornare a questo livello, anche per quel ragionamento che avevi fatto in precedenza. Scusami, ti interrompo un attimo perché porto avanti un altro ragionamento e nel frattempo dopo appunto passo la palla direttamente dalla regina Elisabetta invece alla slide numero 6 che riguarda un personaggio dell'Inter. Ho paura, chi è? Chi è? Oddio. Ecco, quindi nuovi comportamenti, finalmente è tornato Maurito, questo di qualche tempo fa, ti sono mancato a Perisic e lui risponde molto elegantemente fottiti, questo tanto per dire come stanno le cose, quindi sempre una simpatica vignetta di Michelangelo e questo è l'argomento che in qualche modo è stata la novità. Per me questo è il nuovo comportamento di un giocatore di calcio, cioè passiamo dagli anni 70, 60, 70 dove il calciatore non aveva voce in capitolo alla legge Bosman che ha dato invece voce in capitolo ai giocatori, all'avvento dei procuratori e adesso a una fase ulteriore che passa ulteriormente a quella di Raiola che arrivava a un punto di rottura ben preciso e adesso si ritorna a un punto ulteriore di rottura dove una persona terza può creare veramente dei problemi all'interno di uno spogliatoio indirettamente, no? E quindi tu anche... come interista, perché sei simpatizzante interista, credo un po', ex simpatizzante, non dovevo dirlo, no, ho smesso di tifare calcio onestamente da una quindicina d'anni, una quindicina d'anni, quindi vabbè, quindi in qualche modo c'è un nuovo comportamento. Dopo sentiamo invece un capo degli allenatori cosa ne dice riguardo agli spogliatoi un po' effervescenti. Io faccio anche, colgo l'occasione di questo, come dire, questa dinamica che ha coinvolto l'Inter anche per fare un passetto indietro e coinvolgere anche l'argomento di Gattuso di cui si parlava poco fa. L'allenatore ora come ora purtroppo deve anche gestire altre cose, oltre alla dinamica legata all'interno dello spogliatoio, purtroppo è l'interfaccia tra squadra e la stampa. E questa cosa qua non è una cosa facilissima. Gattuso, quando lo vedo, come dire, in conferenza stampa, è un uomo che soffre e mi dispiace per lui perché magari è bravissimo a fare delle cose che riguardano in primis il ruolo dell'allenatore. Magari questi allenatori moderni, a questi allenatori moderni tocca anche gestire un altro aspetto che è la conferenza stampa, i mass media e i social. E Gattuso questa cosa secondo me non riesce a farla benissimo. Cosa che secondo me Spalletti a modo suo sarà uno che romanza quando gli fa una domanda che ore sono, fa un monologo di 6 ore
che secondo me lo fa apposta, e lo reputo quasi un genio in questo modo, perché alla fine non risponde alle domande, tergiversa e non risponde mai alle domande. Secondo me il fatto che lui sia un allenatore di esperienza, sia sgamato anche a gestire questo aspetto qua, fa la differenza. Gattuso lo vedo sempre testa bassa, lui che soffre. Vabbè, quindi però adesso nello specifico su Icardi, questo nuovo comportamento, diciamo, del procuratore moglie, no? Che in qualche modo ha incominciato a spingere e a portare a un punto di rottura che alla fine non so quanto abbia in qualche modo aiutato effettivamente Icardi, perché la valutazione è un po' crollata. Assolutamente. Sono venute fuori delle magagne a livello di relazione. Loro possono anche avere una nuova squadra, però comunque il futuro è un po' segnato da questa macchia. Certo, certo. Ma secondo me in tutta questa vicenda una mia sensazione è che Spalletti non abbia sbagliato. Io mi ero immaginato a vedere Gattuso a gestire una patata bollente come quella. Secondo me l'avrebbe gestita in maniera molto diversa. Lui ha abbastanza coperto i giocatori quest'anno, li ha sempre difesi. Certo, certo. Tant'è vero che la critica diceva perché c'è Noglu, perché quell'altro giocatore. Si espone troppo lui, fa il gioco al contrario. Invece Spalletti, da buon come dire, comunicatore a modo suo, ripeto, ha gestito, ha fatto un po' da interfaccia, magari quando si è fatto sfuggire delle cose in maniera provocatoria, perché poi lui piace essere protagonista, gli piace fare un po' il piacione. Quindi, come dire, ha anche detto delle cose che magari avrebbe anche potuto non dire. Ok, lascio rispondere nella seconda mezz'ora perché adesso c'è a Giancarlo, perché adesso c'è un attimo di pubblicità e ritorniamo qui tra pochissimo. Passione, emozione, sensazione e ancora euforia, divertimento e simpatia. Non rinunciare a tutto questo. Scarica l'app di Silver Music Radio, SM Radio, e ascoltala dove vuoi. Silver Music Radio, la tua radio ti ascolta. Eccoci rientrati dopo la prima mezz'ora, una piccola pausa pubblicitaria. Eravamo rimasti sull'argomento Icardi e quindi voglio sapere da un capo di allenatore, un presidente adesso onorario della Ajax di Cremona come Giancarlo Volpi, qual è il suo pensiero riguardo alla gestione di un giocatore di questo tipo, no? Quindi l'allenatore ha fatto bene la fattispecie Spalletti oppure doveva essere un po' meno diretto, oppure l'ha utilizzato? Alcuni dicono che ha utilizzato Icardi per nascondere una magagna di gioco dell'Inter. Ma dal mio punto di vista Spalletti ha fatto benissimo, sinceramente, ma ribadisco anche che non c'è spogliatoio che non abbia avuto quei problemi lì, più o meno ingigantiti, più o meno piccoli, più o meno più grandi, ma non c'è uno spogliatoio. Poi c'è chi, c'è la società che è capace di nasconderli, di tenerli sotto coperta, ma a tutti i livelli. Ma anch'io stesso che ho gestito tantissimi ragazzi e guarda caso chi ti crea i problemi sono sempre i migliori, sono quelli che evidentemente ti servono maggiormente, come in questo caso l'attaccante principe, che lo vedo essere l'attaccante principe, quello che faceva la differenza è quello che poi ha creato dei problemi. Purtroppo è così con i giovani. Io non me lo ricordo un'annata completamente liscia quando ho allenato quasi 30 anni, non c'è niente da fare, c'è sempre stato quei problemi lì. Nella fattispecie comunque conoscendo Spalletti, il carattere che ha, il livello a cui si è, gli obiettivi che si tende ad arrivare, non aveva altra scelta, altrimenti tutta la credibilità sarebbe crollata nei confronti anche degli altri. Beh, mi sembra che comunque abbia ripreso in mano innanzitutto lo spogliatoio, si è vista anche la reazione nel periodo in cui mancava indubbiamente Icardi, e adesso stiamo vedendo comunque un raggiungimento più o meno ancora non ha raggiunto la terza posizione, però appunto staremo a vedere le prossime 3 partite. Michelangelo aveva da aggiungere qualcosa riguardo a questo aspetto comportamentale? L'aspetto, come dire, della fortuna, tra virgolette, di Spalletti, che si è trovato a gestire questa patata bollente, che non è proprio, come dire, una cosa che capita spesso. Ma poi 2 anni fa ha gestito pure la patata bollente dell'addio al calcio di Totti,
che tutti danno la colpa a tifosi della Roma e non al fatto che Spalletti fosse troppo protagonista e volesse tenere in panchina Totti per non farlo entrare. In realtà, secondo me, se non ci fosse stato Spalletti e c'era un altro al posto suo, il disagio sarebbe stato uguale, magari pure peggiore. Io non so se Di Francesco sarebbe riuscito a gestire, non lo so, dico uno giovane, non per non ce l'ho mi fa molto piacere questo che dici, perché l'ho affermato anch'io altre volte, perché effettivamente tutti fanno di un erba un fascino, certo. Un po' lo spogliatoio è differente uno dall'altro. In quel caso lì era un giocatore che ovviamente ormai sono arrivati tantissimi giocatori, Maldini, Zanetti, Buffone gioca ancora ai 40 anni perché ormai lo sport e il fisico ti consente, però arriva un certo momento che se tu i 100 metri non li fai in 12 secondi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Si diceva che magari far entrare Totti all'85esimo era offensivo nei suoi confronti, ho capito, e l'alternativa era farlo giocare dall'inizio, uno che ha 41 anni fa l'attaccante, con tutto il rispetto, voglio dire. Ci sono i ventenni che corrono e ti doppiano se esatto, vai testa a testa. Non credo che un allenatore vada contro i propri interessi, perché la squadra deve vincere, e infatti raggiunse mi sembra la terza posizione, quindi c'entrò benissimo, e nonostante le difficoltà che comunque ci sono state. Vediamo un attimo invece per ciò che riguarda, mi ha parlato del calcio all'estero, del calcio ovviamente che sta mutando, qualcosa cambia anche nel calcio italiano e lo vediamo con la slide numero 7 e vediamo la strada giusta, è la giovane Italia di Mancini con Kane e mi sembra Barella messi ai piedi del Leroy Mancini. Allora domando, visto che tu hai disegnato questa vignetta, se è effettivamente il giusto re per questa nazionale Mancini. Mancini, come dire, la sua storia, anche ha avuto le sue esperienze in Italia e non. Racconta di un allenatore molto attento ai giovani, che riesce a farli inserire in prima squadra, riesce a fargli fare il salto tra primavera, quindi cantera, e la prima squadra, che non è mai un passaggio semplice. Spesso si utilizza questa cosa qua usiamo i giovani, promuoviamoli dalla primavera alla prima squadra. È una cosa talmente romantica che io onestamente ho seguito per molti anni la primavera, quando la trasmettevano in televisione. Non dico un altro sport perché così è ingiusto, ma è uno sport talmente diverso, con tempi diversi e esperienze diverse, che effettivamente poi il passaggio dalla primavera alla prima squadra è importante, è enorme. Non so se la soluzione potrebbe essere la seconda squadra in Serie C, non lo so, non è la mia materia. Però Mancini ha questo merito, onestamente. Quindi sei soddisfatto? Sì, mi piace, magari troppo sperimentale adesso, ma va bene, l'esperto è lui è più di me, per cui voglio dire, se lo sta facendo. Mi sembra che l'ossatura l'abbia già abbastanza identificata, quindi comunque cerca di creare nuove ipotesi perché è il momento giusto. Quindi io domando invece a Giancarlo, che è un tecnico da questo punto di vista, tutti dicono è un selezionatore, è bravo da questo punto di vista, un po' meno allenatore, quindi un manager. Effettivamente è vero, nazionale dovrebbe essere anche questo, poi ci sono degli allenatori che vorrebbero avere la squadra come Conte ogni giorno sotto in allenamento, e quindi come se ne esce? È giusto uscirne in questo modo con Mancini, che riesce a fare più o meno tutto? Secondo me la strada che ha imboccato è anche obbligata e unica. Noi abbiamo alle spalle come calcio italiano delle disavventure notevoli, dei risultati pessimi, bisogna ritornare indietro all'ultimo mondiale. Per cui se non punti sui giovani, obiettivamente, tenendo presente qualche ossatura, evidentemente qualche esperienza di un certo tipo, questo è innegabile, non ce ne vai fuori. Se poi, ecco, di quello che ci stiamo accorgendo tutti quanti, sta pescando nei giovani anche dei fuoriclasse, tra virgolette, si devono ancora fermare. Però le premesse ci sono tutte, per Kane, per lo stesso Barella, per l'altro centrocampista della Roma, cioè ci sono veramente dei giovani che sono talentuosi, e con il talento puoi anche fare qualcosa che ti era impossibile prima, perché non è che prima si andava in campo per poter perdere o non fare il risultato, ma oggi come oggi, lo ripeto, l'unica strada da praticare è quella, e secondo me do fiducia cieca a Mancini, perché lo conosce benissimo il calcio a tutti i livelli e in tutte le sue sfaccettature. Sì, quindi il fatto stesso di aver allenato, aver vinto in Premier, quindi probabilmente ha, diciamo, al di là del suo carisma, ma ha anche arricchito ulteriormente la sua
la sua diciamo professionalità, no? E mi sembra che dopo le prime 2 o 3 partite in cui ha provato un po' varie situazioni, mi sembra che abbia trovato questo 4-3-3 che si nasconde un po' perché fa avanzare Barella in certi momenti e indietreggia Chiesa, quindi molto fluido, no? E quindi non dà dei punti di riferimento, quindi sfrutta la velocità dei giocatori, quindi insomma siete soddisfatti, perché pensando allo tsunami che è successo 2 anni fa con l'uscita ovviamente di Ventura con quella squadra che apportava anche dei giocatori che sono stati anche dismessi, perché alla fine dopo è anche un ciclo che quindi crea anche una certa tensione, no? Un po' come si chiama, i giocatori che giocano da tanto tempo, no? Indubbiamente impongono anche una loro personalità che certe volte con l'allenatore va un po' a stridere. Adesso effettivamente ripartendo da zero, forse è la cosa più semplice. Insomma, ce la facciamo allora, eh? Sì, ce la facciamo perché con i giovani in particolare puoi portare avanti il tuo discorso dall'A alla Z. Con gli anziani, tra virgolette, con i giocatori navigati, ti dicono sempre di sì, scuotono la testa, ma poi dopo rimane dentro in loro sempre qualche residuo dell'allenatore precedente o del loro modo di vedere il gioco. Invece in questo modo con i giovani, con il giusto mix evidentemente, con i giocatori più navigati, puoi veramente creare qualcosa in prospettiva di appetibile. Ecco, adesso ritorniamo in attimo invece su ciò che riguarda l'attività di Michelangelo Manente, perché lui adesso ci ha deliziato con una bellissima vignetta della regina Elisabetta, pensando appunto alle finaliste ipotetiche, che quelle che invece rappresenteranno la finale di Champions di Madrid. Guardiamo un piccolo video e ci si rende conto della sua immensa bravura. Vediamo il video.
Siamo arrivati alla fine, insomma è un applauso, cioè ci vuole, insomma un applauso nei confronti, te lo mandiamo così idealmente, indubbiamente. Grazie. È un mondo di personaggi in bianco e nero che dopo si colorano in una maniera incredibile grazie alle tue grandissime virtù e grazie anche alla tecnologia che ti dà anche la possibilità di essere immediato, poter trasmettere anche online i tuoi file, oppure se uno lo vuole invece cartaceo ce lo fa fare quando ti ritrovi nelle varie manifestazioni, no? Indubbiamente vis-à-vis. Assolutamente, mi permette anche di fare le vignette quando sono giù in Puglia, in spiaggia, mi porto il tablet e mi faccio le vignette, quindi ho questa fortuna di poterlo fare ovunque. Sì, perché ogni tanto pare che faccia vacanza anche lui, perché visto che è preso sempre dai ritmi serratissimi di mandare le vignette anche alle 2 di notte per le varie testate. Va bene, adesso ci caliamo invece sul campionato, abbiamo 8 minuti da questo momento e quindi vediamo un attimo il campionato che ci regala appunto la sfida della zona diciamo Champions con l'89 punti della Juventus, 73 del Napoli, ma abbiamo quel lotto che si sta stringendo dell'Inter 63, Atalanta 62, Roma 59, Torino 57, Milan 56, Lazio 55, anche se Lazio ormai almeno per il terzo posto di sicuro no, ma anche quasi per il quarto. In coda abbiamo invece 4 squadre dal Bologna fino all'Empoli, perché io penso che il Parma ormai sia fuori, il Bologna stesso se non si blocca completamente in queste ultime giornate bastano 2 punti, Genoa deve fare molta attenzione alla prossima partita con l'Atalanta e poi c'è l'Udinese e l'Empoli che se la giocheranno probabilmente fino all'ultimo, questo per dire la classifica. Poi vediamo invece il turno successivo che riguarda il turno successivo, vediamo, eccolo qua, 36esima giornata, come al solito il mio solito giochetto riguardante le partite che dal mio punto di vista più importanti. Prima è l'Atalanta-Genoa che dedica ovviamente molta importanza al raggiungimento del terzo e quarto posto da una parte del Genoa per cercare di staccarsi dalla zona veramente bassa. Roma-Juventus, partita di cartello ma molto importante per la Roma. Fiorentina-Milan, partita di cartello molto importante per il Milan. Inter-Chievo, una partita non di cartello ma molto pericolosa per l'Inter perché deve fare assolutamente i 3 punti. Fatti i 3 punti probabilmente incomincia a respirare. Frosinone-Udinese molto importante perché l'Udinese deve fare i punti, assolutamente staccarsi dalla zona della retrocessione. Sampdoria-Empoli è importante per l'Empoli per mantenere il suo sogno. Bologna-Parma, partita interlocutore che secondo me a un punticino può essere interessante per tutte e due. Torino-Sassuolo, se ha delle velleità il Torino ancora ce la può fare per raggiungere qualcosa in avanti, ma la vedo male per la Champions. E poi invece Cagliari-Lazio e Spal-Napoli sono partite che ormai possono dire ben poco. Siete d'accordo da questo punto di vista e al di là del vostro tifo di appartenenza o delle vostre simpatie, quale partita andreste a vedere? Partiamo da Giancarlo. Io andrei a vedere proprio Atalanta-Genoa e andrò a vederla proprio Atalanta-Genoa. Sì, perché non abbiamo parlato dell'Atalanta che effettivamente è la sorpresa di quest'anno, è la sorpresa degli ultimi 3 anni con Gasperini. Andrò a vedere proprio Atalanta-Genoa perché secondo il punto di vista se fa un risultato positivo ma pieno, i 3 punti, poi ho visto il calendario, rischia veramente un qualcosa di incredibile, di ripetere il Liverpool, il Tottenham, cioè di ripetere un qualcosa di magico che nessuno si aspetta, e cioè che l'Atalanta per la prima volta nella sua storia entri in Champions, e sarebbe veramente bello per il calcio, ecco, obiettivamente. Quindi se dovessi scegliere scelgo proprio l'Atalanta che, consentimi veloce, che in questi anni qua non è una sorpresa soltanto l'ultimo anno, perché ha fatto 2 volte 4 posto, ha fatto un 7° posto e con Gasperini veramente ha portato l'Atalanta dal 13° posto al 17° posto nei posti che vi dicevo prima, con dei risultati sia per gol fatti che gol subiti incredibili. È una bella favola che però prende completamente tutta la società, dalla presidenza allo stadio al settore giovanile, che è sempre molto importante. Quindi adesso direi Atalanta-Genoa. Sì. Adesso voglio sapere invece da Michelangelo quale partita andrebbe a vedere e al tempo stesso un ragionamento ovviamente di questa nuova squadra che si affaccia ai piani alti della classifica. Io onestamente riserverei per me un posto vicino a Giancarlo, così magari da buon mister mi insegna qualche trucchetto del mestiere, vedrei anch'io quella lì. Perché l'Atalanta l'ho vista diverse volte quest'anno, è bello da vedere. È bello vedere come i calciatori non fanno respirare l'avversario, è l'Ajax d'Italia, ecco, mi consentite questo paragone. Si vedono belle partite, ci si diverte a guardare, non ci si annoia, c'ha dei talenti che saltano l'uomo, quindi vedi anche la giocata, vedi tante cose.
l'Atalanta è una bella squadra. Vediamo la slide numero 11, che è sempre un'immagine di Michelangelo Manente, eccolo qua. Chi volerà in Champions, e quindi qua abbiamo veramente tutti gli allenatori di rappresentanza delle varie squadre, quindi abbiamo Gasperini che è attaccato a Spalletti, però c'è ovviamente Ranieri che non è attaccato, no, non è attaccato, sta per arrivare, insomma, dietro che lo tirano, quindi sì. E quindi c'è Ringhio che effettivamente sembra quello più preoccupato, con Mazzari che tanto alla fine, se riesce ad entrare in Europa League, ha fatto, diciamo, ha vinto il suo scudetto da questo punto di vista. Quindi queste sono le varie situazioni. Vorrei far vedere anche la slide, quella successiva, la numero 12, che fa vedere anche gli incontri che noi vedremo, no? Squadra per squadra, perché Inter al Chievo, poi al Napoli fuori casa, e l'Empoli, che però l'Empoli, se l'ultima giornata è ancora si sa per salvare, sarà una partita difficilissima. Quindi non è scontato, non sono scontati i 6 punti / 7 punti. L'Atalanta ha questo turno che non è facilissimo per niente col Genoa, ha una Juventus, e qua vorrei capire da voi, anzi mi fermo un attimo. C'è anche la Coppa Italia l'Atalanta, questo che la condiziona anche al 15 questo mese, c'è anche la Coppa Italia. C'è la Coppa Italia, però vabbè, io penso che insomma davanti alle due situazioni se la giocheranno, hanno poi l'adrenalina per giocarsi tutto. Sì, ma è comunque un dispendio di energie nervose, inutile negarlo, perché la Coppa Italia sono circa 30 anni che non la vincono, hanno vinto una sola, potete ben capire, quindi non si regala niente a nessuno, come ha sempre detto. Okay. Però con il Genoa io la vedo bene, ti dico la verità, la vedo bene. Però io volevo parlare invece della Juventus, perché all'andata ha preso la scoppolata, la Juventus si scansa, no, davanti a una situazione del genere, o a casa sua vuol far vedere di essere la squadra. Ma la Juventus deve fare sempre comunque la Juventus, secondo il mio punto di vista, altrimenti qui con tutte le malizie che abbiamo, la Juventus che è arbitro del campionato, questo qui regala, di lì regala, faccia pure la Juventus, qui do anche per scontato al limite che l'Atalanta perda lì, ma se fa 6 punti, facendo 6 punti è difficile per gli altri poterla sorpassare dal mio punto di vista, perché un Milan che fino a ieri ha fatto 3, 4, 5 punti in 10 partite, adesso cosa ne fa? 12 in 4 partite, e c'è questo il problema mio. Cioè, considerando i 12 punti che ha fatto col Bologna, però sono 3 partite che passando il Milan, sorpassando la Fiorentina, obiettivamente le altre due sono portate alla sua portata, però sempre sulla carta, poi dopo bisogna, punti bisogna portarli a casa. Andiamo velocissimamente, siamo in chiusura, mancano 2 minuti, è una cosa velocissima, pronostico diciamo di Michelangelo riguardante appunto i 2 posti della Champions, perché ovviamente lui, Giancarlo, ha già in qualche modo proferito il suo ragionamento riguardo all'Atalanta. Secondo te innanzitutto l'Inter ce la fa ad arrivare al 3° posto, e il 4ª posizione la vedi diciamo più per l'Atalanta, o c'è la Roma che può rientrare? No, secondo me l'Inter dovrebbe farcela anche come 4ª magari. L'Atalanta è quella che secondo me lo merita di più. Alla domanda che mi posso fare l'anno prossimo, magari non è che l'Atalanta è un posto in Champions sprecato tra virgolette, che magari con poca esperienza esce fuori subito, però voglio dire, se l'è meritato per il calcio, no, ma è giusto così. Altrimenti ci ritroviamo sempre davanti a quella situazione che i soldi devono far tutto. No, assolutamente. No? Ecco, quindi anche Giancarlo. Io tifo Atalanta, lo dico assolutamente, se lo merita, mi diverto a guardarle ed è giusto così. Bene, allora siamo arrivati alla fine della trasmissione, il nostro piccolo angolo che riguarda appunto la beneficenza, ce l'abbiamo sempre, e quindi qua lo dirò tutto questo mese, perché ogni giorno per Emma contro la tassia di Freid Reich, quindi www.emma.it per chi volesse contribuire in qualche modo per questa patologia. Vi dico che l'8 di giugno ci sarà un evento a Inversago, e quindi si farà beneficenza in quell'occasione per lottare per la ricerca, per la cura di questa malattia. Vediamo un attimo invece l'ultima slide che riguarda sempre i nostri appuntamenti, quindi Lombardia TV per la TV venerdì alle ore 21 e al sabato alle ore 18, quindi ricordatevi domani in replica. In radio su Silvio Music Radio lunedì alle ore 15 e in diretta su silviomusicradio.it appunto in streaming, e in diretta Lodi Crema TV canale 111 sempre del gruppo di Lombardia TV, e poi sul web per qualche informazione simpatica che calciochefa.com. Sono arrivato alla fine della trasmissione, è stata una trasmissione veramente simpatica, tecnica da un punto di vista e ironica dall'altro, quindi per la parte tecnica, ma poi in realtà Michelangelo è un tecnico anche lui da questo punto di vista. Troppo buono.
Giancarlo Volpi, ringrazio indubbiamente per la parte tecnica riguardante appunto gli allenatori, questo settore diciamo sempre un po' vituperato, quindi ti ringrazio per essere venuto negli studi di Lombardia TV. Ringrazio voi, ringrazio te in particolare e comunque anche tutti i tuoi telespettatori che ti seguono sempre più numerosi ogni puntata. Grazie, ciao a tutti, sia ai belli che ai brutti, ciao a tutti. Bene, con questo slogan quasi finale che ci coinvolge tutti, indubbiamente saluto ovviamente l'ironia e la bellezza delle sue vignette di Michelangelo. Temevo la mia bellezza che era una cosa da censurare. No, io ringrazio voi per l'ospitalità, grazie a te Fulvio, quando volete ci sono. Un saluto a tutti. Benissimo, noi ci vediamo, ecco, vedete qua è inquadrata la regina, eccola qua. Regina. Saluta. Non è invecchiata, non invecchia mai. Nel frattempo, ma lei dura una vita ormai quasi centenaria. Benissimo, noi ci vediamo settimana prossima, siamo molto più limitati nel tempo, tra una settimana con Che Calcio Che Fa.